Buongiorno, oggi siamo in piazzale Lancieri d'Aosta e quindi nell'area degli impianti sportivi vicino all'ex caserma Monte Pasubio. La caserma Monte Pasubio ospiterà soprattutto 3 interventi importanti che vedranno la luce nei prossimi 5 anni. Penso alla sede della nuova scuola innovativa, ovvero il nuovo Malignani, che sarà spostato dall'attuale sede di via Ramazzotti appunto alla nuova sede, alla realizzazione della tanto attesa piscina centro benessere che sarà collocata appunto in quest'area che è stata individuata diversi anni fa come luogo ideale per la realizzazione di un'opera così attesa e così importante per Cervignano, e il nuovo distretto sanitario che sarà posizionato anch'esso sul lato verso via Terza Armata. Passando agli impianti sportivi, con un po' di emozione parlo di sport perché questi ultimi 5 anni da assessore allo sport del comune di Cervignano ho avuto la possibilità di confrontarmi con le numerose e importanti realtà sportive della nostra città, e quindi ritengo che i validi dirigenti e i validi tecnici che hanno il compito importante di far crescere sportivamente ma anche dal punto di vista civilistico i nostri bambini, i nostri ragazzi, hanno un ruolo importante, e pertanto anche l'amministrazione comunale deve fare il suo e mettere a disposizione delle strutture adeguate, e pertanto nei prossimi 5 anni faremo un importante intervento sul nostro palazzetto dello sport. Abbiamo partecipato a un bando del PNRR che prevede il posizionamento dei pannelli fotovoltaici sopra il tetto dello stesso, e abbiamo pronto un progetto che riguarda il miglioramento dal punto di vista statico, e quindi anche la possibilità di migliorare e aumentare la capienza dello stesso. Per quanto riguarda la struttura invece dell'impianto di calcio, andremo a realizzare nuovi campi di allenamento che consentiranno ai numerosi bambini e ragazzi che praticano questo sport di potersi cimentare direttamente vicino al campo principale. Un altro intervento assolutamente importante e atteso, per il quale parteciperemo al bando Periferie Sport, che normalmente viene portato all'attenzione ogni 2 anni da parte dello Stato, è la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione del campo di baseball. La struttura che emerge alle mie spalle sarà una nuova palestra, la palestra che sarà messa a disposizione delle nuove scuole del Malignani e che serviranno nei pomeriggi alla società del baseball per poter praticare lo sport anche al chiuso nel periodo invernale. Insomma, tanti interventi nei prossimi periodi, non da ultimo a fianco del patinodromo che abbiamo chiuso lateralmente circa 1 anno fa, il nuovo campo di basket all'aperto, che in questo momento è una struttura utilizzata da ragazzi soprattutto nel periodo estivo, ma che vedrà una nuova collocazione, una nuova struttura più adeguata, e che consentirà anche di realizzare dei tornei, delle partite all'aria aperta, specialmente nel periodo estivo.